Alle 10:30, nuovo avvistamento di un aereo tedesco. Scatta l'allarme. Si porta la velocità a 27 nodi e la formazione comincia a procedere a zigzag. A questo punto, Supermarina, il comando supremo che controlla tutte le operazioni della flotta, chiede all'aeronautica la copertura aerea per la squadra. Sono disponibili solo 4 Macchi 202 che decollano da Vena Fiorita, vicino Olbia. Ma non servono a nulla, perché i comandi non hanno indicato ai piloti che le navi stanno navigando a ovest della Corsica e non ad est. Così gli aerei le cercano inutilmente per più di un'ora, tra l'isola e la Toscana. Ore 14:50. I tedeschi danno disposizione di attaccare la squadra italiana alla seconda Luftflotte di base a Istres, vicino Marsiglia. La sorte ha voluto che proprio quel giorno useranno, per la prima volta in azione, un'arma micidiale, quell'oggetto bianco a forma di siluro che portano sotto l'ala. Si chiama FV-1400, detto anche Fritz. È il primo missile teleguidato della storia, il progenitore delle cosiddette bombe intelligenti di oggi. Viene sganciato dall'aereo e poi lo stesso equipaggio lo guida sul bersaglio, agendo sul joystick del telecomando. Contro di lui non c'è difesa e la flotta italiana sarà la sua prima vittima. Ore 15:15. È avvistata una formazione di aerei. Suona l'allarme. Bergamini ordina il posto di combattimento, pronti ad aprire il fuoco. Ore 15:30. Nei 20 minuti che seguono si decide il destino di migliaia di uomini e della nave. Bergamini, in base agli ordini, può reagire solo se attaccato. E quegli aerei che si avvicinano sulla squadra da poppa non sembra che abbiano intenzioni ostili. Volano alti, sopra i 5.000 metri, troppo alti per essere bombardieri che si preparano ad attaccare. A bordo la tensione sale e qualche testimone parla anche di disordini, ma tutti gli altri lo negano. In plancia si sentiva perché ogni tanto usciva qualcuno e c'era quello con la mitraglietta puntata verso di noi, sempre, e si vedeva, c'era agitazione. E quando gli aerei furono sopra, nessuno sparò e gli aerei bombardarono. No, non è vero niente, non è vero niente. Non è successo niente, l'equipaggio è stato eroico perché abbiamo aderito agli ordini che ci venivano impartiti. Non c'è stata nessuna ribellione e non è vero assolutamente niente. Tutti dicevano di non sparare e non fu sparato. Io ero in coperta, ho visto tutto, non è stato sparato un colpo, nemmeno uno. Presero le bombe e basta, nessuno sparò. E l'aereo non era una grande distanza. Se si fosse sparato io non so se ce l'avrebbero fatta arrivare. Non è vero nulla. Chi dice che sulla Roma si sono anche sparati in plancia comando, in plancia ammiraglio, tra ufficiali, nessuno lo può dire. Era una nostra specializzazione come mitraglieri di conoscere tutti i tipi di aerei, sia nazionali che internazionali. E abbiamo subito visto che erano degli aerei tedeschi che venivano su di noi, al che eravamo indecisi, cosa sono, amici, nemici? La risposta l'abbiamo avuta subito. Alle 15:37 i primi 5 aerei tedeschi, comandati dal maggiore Iope, superano il sito di 60 gradi, cioè l'angolo rilevato tra la retta ideale del ponte e la retta che congiunge la nave all'aereo. Quella sarebbe stata la posizione ideale per sganciare bombe tradizionali. Ma i tedeschi avanzano ancora senza che accada nulla e gli italiani li considerano quindi in allontanamento. Pochi minuti dopo sono quasi sulla verticale, sul sito di 80 gradi, e sganciano sulla squadra la prima bomba. Ma si perdono ancora attimi preziosi, perché la sua coda luminosa viene scambiata prima per un segnale di riconoscimento e dopo qualche secondo è identificata per un ordigno. La
prima bomba cade 50 metri a prora dell'incrociatore Eugenio di Savoia, senza provocare danni. Noi si camminava su una direzione e le bombe erano dritte su di noi, se non che il comandante dà tutta la barra dritta, la nave accosta di 90 gradi, un attimo dopo davanti a me mi vedo una colonna, 2, 3, 4 colonne d'acqua che salivano dal mare, una presso all'altro, e ce la siamo scampata. Solo a questo punto viene dato a tutta la flotta l'ordine di aprire il fuoco. Ma è inutile. I tedeschi sanno che i cannoni italiani possono arrivare a 5.000 metri e loro volano più alti. Ore 15:42. Primo lancio sulla Roma, che è centrata tra le due torri poppiere dei cannoni da 90 mm. La bomba attraversa tutto lo scafo ed esplode sott'acqua. Si apre una falla. La velocità scende a 16 nodi. Ore 15:52. Sono passati 10 minuti e arriva il secondo colpo, quello fatale, mentre la nave sta accostando a sinistra per sfuggire al puntamento degli aerei. L'ordigno questa volta centra la nave sul ponte a prua, accanto alla gigantesca torre sopraelevata che contiene i pezzi da 381. Le cariche di lancio della nave deflagrano. Generano una pressione spaventosa che fa saltar via le 1600 tonnellate della torre come fosse il tappo di una bottiglia. Noi eravamo, non so, a mezzo chilometro di distanza, mezzo miglio di distanza, e la vidi saltare in aria, e più che saltare in aria essere coperta da nuvole in fiamme di fumo, e dopo pochi minuti spaccarsi in due e affondare. La Roma non esplose, si ebbe un'enorme vampata. Quello che distrusse la nave fu il calore che sciolse praticamente tutte le strutture, ma la gran parte dei diciamo sopravvissuti non sono stati bruciati dalla fiammata, ma dalla fuoriuscita del vapore che dal fumaiolo di prora investì completamente. Infatti gran parte di queste persone sono state lessate. Era una colonna di fumo alta 1500 metri. La temperatura sale enormemente, tutto si arroventa. Centinaia di uomini muoiono all'istante bruciati. Le esplosioni si susseguono. Chi può si getta in mare. Quasi tutti i sopravvissuti hanno ustioni gravissimi.